Ribuongiorno Italia, ribuongiorno, ribuongiorno. Vedi che quando non fumo sono anche meno zombie alla mattina, no? Comunque, a parte questo, no? Volevo ringraziare in qualche modo pubblicamente il tu Valentino che era passato a trovarmi. Sì, ma... E niente, guarda, guarda cosa mi ha portato, guarda, guarda, guarda. Allora, praticamente, cos'è che c'era qua? Aspetta perché è passato queste bellissime tiracche, perché lui fa il rappresentante per le pelletterie, no? Hai capito? Quindi queste bellissime tiracche che, come tu sai, Singano utilizza parecchio, no? In più arancioni, giusto per dare un fastidio cromatico a gente, è perfette, perfette. Sta ombrella qua che è più un'arma che una ombrella. Ma aspetta. RKY pezzo 1, RKY pezzo 2, credo, sì. Aspetta che lo apriamo, che sono curioso. Non so cosa, non credo sia il KY questo. Perché sono proprio curioso. Cos'è sta roba? Che se uno è il KY, sto qua. Fammi capire. C'è una stop. No, la baretta, tu mi dirai come quella dei novantenni che vanno a visitare Venezia. Questa qua ce l'ha anche quell'attore là che a me piace tanto, quel canale che è abbastanza, diciamo, odioso per molte persone, è Rebel TV, dove fanno delle candy camera molto pesanti, però siccome appunto il discorso che ti facevo le fanno in America, c'è da divertirsi, quindi grande. Allora, a parte grazie Valentino, ma sta attento a una roba, fermo là. Anzi, vieni con me perché non mi ricordo. Perdona il casino perché sto facendo tanti lavori della serie, dopo ti faccio vedere. Però guarda qua, guarda. Eccola. Vedi, questa è una cintura che l'ho usata fin da subito un casino. Praticamente, occhio, guarda, attento. Cioè, aspetta, guarda. È elastica, ok? Che non è tanto quello che per carità non ti dà fastidio allo stomaco, se hai mangiato troppo, se sei gonfio, trovi sempre la giusta tiratura, no, della cintura, ma occhio, guarda, occhio, e che figata, fanno bene inventare queste robe secondo me. Tac, no, non hai buchi, vedi? Non hai buchi, scegli tu dove metterla, tac, eccola là, figatissima. Grazie Valentino. Sì, lo so, aspetta, qua sono curiosi, dicono Singano che lavori fai. Allora, mi si apre sempre in corsa sto armadio, ok? Che tra l'altro è quello anche collegato alla luce, quindi vabbè, non che sia importante la lucetta che si accende, ok? Però mi si apre sempre e quindi sbatte anche qua in corsa, ok? Allora, vabbè, a parte regolare di nuovo le viti di tutte queste presine, gli ho attaccato la super calamita. Questa volta però, perché l'altra volta ci avevo rinunciato, questa volta ho dovuto attaccarla col Bostik, perché se io l'attacco con le vitine fanno spessore, ok? Se fanno spessore, la calamita, porca troia, non tocca qua, o il pezzo di ferro non tocca nella calamita, e quindi non teneva niente, perché se tu avvicini questo a questo è veramente potentissimo. Cioè, ho preso delle calamite insomma abbastanza pesantine proprio per tagliare la testa al toro e finirla con questo discorso, le robe che si aprono, e quindi niente, adesso aspettiamo che si asciughi e poi lo chiudo. Poi adesso vabbè, a brevissimo adesso attacco, intanto metto questo cavo che è quello delle casse, lo faccio passare dietro là, dietro quella canalina là, e che gli arriva là, quindi perfetto, non si vede nulla. Dopodiché quelle lucette dove sono? Aspetta, tac, eccole qua. Queste lucette le attacco in qualche modo, adesso decido dove, nel soffitto, in modo tale da avere la luce anche qua. E dentro l'armerone, allora vabbè, anche qua ovviamente è regolato sti pizzetti qua, ma vediamo se vedi, sì, vedi. Allora, questi qua, questo si deve ancora asciugare, vedi, sono delle sorte di piccolissime L per mensole leggere. Io le ho attaccate col Bostik, la roba non si muove veramente più. Mi mancava questa che l'ho aggiunta prima. Comunque, vedi, sono già anche bucate. Nel caso in cui un giorno dovessero staccarsi, che ne so io, gli posso mettere anche la vitina e fissarle nel legno con la vitina. Aspetta, viene il piano superiore. Tac, vedi, anche qua molto più piccole in questa scatola dove tengo i faretti. Però, vabbè, insomma, anche quelle sono valide e tengono. Bene, adesso un po' alla volta stiamo risolvendo il problema dei
della roba che svola in giro per il camper, insomma, soprattutto quel gimbal lì, porco cane, che non ho neanche mai usato, è una vergogna, perché avrebbe 600 passa euro sto cacchio di gimbal, me l'avevano dato a recensire e non l'ho più usato, perché sì, è pesantino, cioè ho capito, sono cose professionali, però ragazzi, sai com'è la filosofia del canale e quindi non l'ho più usato. Ho fatto tanti quei voli per terra, appunto, a causa delle buchette, sai, lavori in corso, eccetera, si apre l'armadio e pam, nel parquet, va, porca troia. No, Italia, buongiorno, buongiorno. Aggiornamento velocissimo in GoPro, perché la pignata che ti avevo detto, quella della casa nuova, che è la cosa che, sì, una delle cose che mi ha colpito proprio di più, ma, cioè, all'inizio ti ho detto è una figata, fa questo e fa quello, ok? Ma sai cosa ho scoperto? E dopo, vabbè, ovviamente arriva il furbo di turno e dice oh, adesso ti sei arrivato. Occhio, sotto sai che c'è la piastra, no? E c'è questa seconda, questo coperchio per chiudere, per fare anche a forno, pizza, con la guarnizione, eccetera, eccetera. No? Cioè sì, ma sto coperchio, e questa è la figata, è un'altra padella. Cioè, dietro, aspetta che posso fartelo anche vedere adesso, guarda, dietro ha lo stesso culo che ha questa qua sotto, cioè una strafigata. In più, guarda, può essere utile anche per fare sta roba qua, guarda. Chiudi qua un attimo, tac, che anche le calamitine, e fai per mescolare la roba. No, bello, più cosa altrettanto bella, com'è che avevo fatto? Eccola. Ecco, in più cosa altrettanto bella è che mi ci sta come spazio su pulmin, il manico non mi tocca, quindi è perfetto. Quindi allora Singano pensava che se deve, non so, tipo far tante zucchine alla piastra, questo non è il caso, perché ho detto ma sì, faccio 2 padelle, poi preferisco averle con questo qua che le fa tipo grigliate. Posso metterla tipo così in orizzontale, la metto un po' in verticale e di qua l'altra in verticale, mi ci stanno 2 padelle perfettamente. Figata, veramente proprio contento di sta roba. Allora Italia, le zucchine forse ho messo troppo olio, ok? Vabbè, intanto gli ho messo lo Scotex, adesso gliene metto un altro sopra per assorbire un po'. Ero abituato da Alessia che lei me le faceva mettendoci sì un pochino di filo di olio di oliva, però la farina di riso sopra. Cosa succede? Vengono tipo impanate, no? Cioè senza il tipo, vengono impanate, tutta un'altra roba, tagliate così a forma di patatina. Io andavo a matto di come me le fa l'Alessia. Certo, l'Alessia le fa in forno, non le fa in padella, però in camper cioè usi il grill, ma boh, non so. Ci ho aggiunto un po' di sale, però queste sono proprio... non mi dà affatto l'idea di salutare, cioè purtroppo niente, l'olio ragazzo, cioè, sembra sempre di metterne poco, in realtà poi anche certa verdura e certi alimenti rilasciano già il suo e viene fuori un pastroccio, cioè no, non ci andava l'olio, è immangiabile. Così che ho messo anche il sale, non lo so, forse proprio il discorso dell'olio le ho un po' poltigliate, no? Vabbè, le ributto a cucinare, non lo so, cioè completamente diverse da quelle che mi fa l'Alessia. Niente, mi sono messo nella lista della spesa di prendere sta famosa farina di riso, perché proprio non lo so, cioè ho capito completamente diverse, l'Alessia sarà più brava, tutto quello che vuoi, però immangiabile Italia, porca miseria. Vabbè, gli ho messo anche tanto sale, non sa niente da sale, quindi non riesco a capire. Vedi Italia, per quello quando mi chiedevano la rubrica in cucina con Singano, cucina in camper eccetera, cioè anche no, cioè se ti faccio il garlic bread è una roba, però no, Singano col cucinare non ci siamo, è peggio di quando fa le cose con la colla e la vernice, cioè disastri totali, là è proprio che meglio che stia distante. Cioè praticamente abbiamo una cosa molliccia e bruciata contemporaneamente, cioè che di solito bruciato significa secco e invece Italia, ti continuo il test del climatizzatore Dometic FJ 1007. Allora, oggi tieni conto è una giornata molto calda, fuori ci sono i 35 gradi, molto fastidioso, umido eccetera. Adesso sono qui a Valvasone, sono sotto al sole
Sì, come puoi vedere, per fare la prova ho scelto di non mettere oscuranti esterni, interni, lasciare tutti i vetri che scaldano. Siamo in modalità deumidificatore. Certo non farà il caldo che c'è fuori, però insomma non è proprio ancora la perfezione. È da 2 orette che va qua il sistema. Proviamo a mettere adesso in modalità climatizzatore. E lasciamo a 16 gradi intanto per vedere. Senti che casino che fa, porco cane. E beh sì, fa il suo rumore, Vediamo, adesso sono le 15:23, aspettiamo tipo un'oretta, vediamo se cambia la situazione. Com'è? 16:33. No, si grondicchia ancora un po' dal caldo. Diciamo che, come avevo già detto, fa da raffrescatore, ossia se ti metti dove butta l'aria, sì, muori dal freddo, ma altrimenti il camper col cavolo che te lo raffredda. Ripeto, l'esperimento è stato fatto volutamente con nessun oscurante fuori, quindi con tutti i vetri sotto al sole, però ragazzo mio no, non ce la fa proprio assolutamente, quindi tassativamente oscuranti termici. Diciamo che come clima non lo reputo sufficiente, mentre come deumidificatore devo dire che alla fine va bene, dai, ci vorrà 3 orette e qualcosa perché mandi un po' in temperatura. Ci vorrà 3 orette e qualcosa perché crei un bell'ambiente, forse anche 4, metti 4. Tutto ciò è molto figo, non so dove sono, ma è figo. Eccolo! Ai sigari!